Ciao a tutti, buongiorno amici Madrax, buongiorno a tutti i sostenitori anche del nostro progetto Metti il Turbo Diesel che arriva oggi alla sua terza diretta qui su Facebook e su YouTube. Vado subito a salutare i miei colleghi per questa diretta, quindi ciao Bene, ciao Mauro. Ciao Ivan. Ciao a tutti. Ciao, benvenuti. Oggi è una puntata ricca di tanti ospiti, tante persone che racconteranno la loro prima esperienza con questa Metti Turbo Diesel, che è un po' il nostro modo per abbracciarci tutti alla distanza, vero? Questo è il nostro slogan. Stiamo uniti anche se distanti. Tocca arrangiarsi come si può in questo periodo. Oggi abbiamo comunicato che la nostra attività sportiva purtroppo è sospesa, non possiamo svolgere gli allenamenti come sarebbe per noi più opportuno e quindi per la sicurezza di tutti è giusto fermarsi e rispettare le regole e fare quello che ci piace in sicurezza. A noi piace stare con voi e ascoltare le vostre storie, quindi benvenuti a chi ci ascolta. E direi che possiamo iniziare subito con i primi resoconti seri di questa nostra avventura, esperimento barra avventura. Quindi cosa dite ragazzi? Mandiamo subito gli aggiornamenti grafici? Sì, siamo carichissimi, è passata una settimana e come possiamo vedere stiamo già iniziando a comporre la mappa. La mappa del Friuli si sta riempiendo, quelli che vedete in arancione sono tutti i vostri percorsi e speriamo insomma con i prossimi giorni di riempirlo ancora di più di arancione. Esatto, ci sono percorsi come vedete molto lunghi che sono stati fatti probabilmente in bicicletta e ricordiamo che quindi non è una gara questa, è semplicemente un modo per stare all'aria aperta e per condividere qualcosa tutti assieme. Si può correre a piedi, camminare a piedi, andare in bicicletta. Quindi ci sono percorsi di tutti i tipi. La parte a nord di Udine è stata ben coperta grazie al lavoro di Mauro, vero? Hai stimolato diversi amici in questa avventura. Sto tormentando tante persone, sì. Bravo, così ci piaci. Abbiamo coperto anche le province di Pordenone e la provincia di Gorizia. Di Gorizia adesso stiamo cercando di espanderci anche nella zona di Trieste, dopo ne parleremo anche di questo. Questo è quindi l'aggiornamento della nostra mappa. Collegato all'aggiornamento della mappa c'è l'aggiornamento del contatore, il nostro contatore che abbiamo imparato a conoscere la settimana scorsa, mercoledì, e che ci indica un po' come sta andando la raccolta fondi sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto così sportivo, naturalistico. Eccola qui. Mauro, vuoi leggere tu? Sì, intanto la cosa che un pochino ci aiuta di più sono gli euro donati, che sono già 1605, è una bellissima risposta, ringraziamo tantissimo tutti quanti. I chilometri percorsi al momento sono 168 e i luoghi toccati sono 32. Ovviamente abbiamo tolto i luoghi, sono ripetuti, quindi proprio sono luoghi unici che vengono toccati dalla corsa. E anche nel discorso di chilometri abbiamo considerato i percorsi, magari se uno va a correre con un amico contiamo una volta, ovviamente non contiamo 1-10 persone, ma diciamo è l'uscita insieme che è stata fatta, quindi i numeri non sono pompati. Esatto. Non sono assolutamente pompati e come potete vedere la prima fila, il primo contatore è quello degli euro donati.
al momento sono, come diceva Mauro, 1605, però c'è ancora una cifra che si potrebbe schiodare da quello zero, è un po' il nostro obiettivo, quello che avevamo messo online, quindi l'obiettivo di arrivare a 10.000 euro per aiutarci bene a fare che cosa? Sì, l'obiettivo di questa raccolta fondi è quello di riuscire a ripagare le spese di acquisto di un furgone attrezzato che trasporti le nostre carrozzine da gioco. Abbiamo acquistato un Ford Transit che porta ben 5 carrozzine. Ora arriva la parte più difficile perché dobbiamo allestirlo e renderlo appunto adatto a caricare e scaricare in modo agevole tutte le nostre carrozzine. Esatto, esatto. Allora, fra un paio di minuti facciamo entrare in diretta anche le prime ospiti, è un gruppo, Sì, rispettiamo la tabella, quindi parliamo ancora un paio di minuti fra noi. I chilometri percorsi sono 168, non sono pochi, vuol dire che stiamo iniziando a girare abbastanza per questa nostra regione. E l'altra volta abbiamo ripetuto più volte che la cosa bella sarebbe anche uscire dalla regione, allargare questa mappa, quindi se avete amici, parenti, conoscenti che amano stare all'aria aperta, camminare, correre in bici, a piedi, fateli sapere di questa iniziativa e noi saremo ben felici di aggiungere regioni vicino alla nostra e anche ovviamente al di fuori dei confini nazionali, perché no? Quindi io direi che adesso dai, possiamo dire che già un obiettivo l'abbiamo raggiunto, che è quello di coinvolgere tante realtà diverse, e dico questo proprio per introdurre le prime ospiti che sono in un luogo particolare. Sono Aloisi dei Quadris di Fagagna, eccole qua. Ciao. Dovremmo vederle adesso. Ciao. Ciao ragazze, ciao ragazzo, ciao a tutti. Ecco, venerdì mattina ho avuto una bella sorpresa perché ho ricevuto una telefonata da Enzo dell'Osi dei Quadris di Fagagna, che ha deciso di devolvere tutto il ricavato di questa realtà, di questo parco naturalistico, per la nostra iniziativa. Ciao Enzo. Ciao, ciao. Senti, voglio precisare tutto ricavato del mese di novembre, che non ancora mica fuori, che se no mi saltano addosso, mi saltano. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Intanto grazie per la vostra partecipazione a questo evento e grazie alle nostre amiche per essere lì da voi. L'iniziativa che avete deciso di intraprendere nei nostri confronti è veramente bellissima. Io come presidente dell'associazione ti ringrazio a nome di tutti i nostri atleti perché se quel progetto che avevamo nel cassetto da 10 anni sarà un po' più fattibile, sarà anche merito a voi e alla vostra bellissima natura che cercate di preservare e condividere con tutti. Quindi grazie ancora. Com'è stata la vostra diretta da Rosi? Cosa ci dite? Ciao, sono Mirella, qualcuno Ciao, di voi Ciao. Volevo dirvi, posso parlare io o dovete parlare voi? Vai. Vado? Ecco, volevo dirti che noi siamo un gruppetto di amiche, siamo 8 amiche, ci chiamiamo le Faias, no? E abbiamo deciso di fare una camminata oggi e di devolvere una certa cifra al vostro sogno per il vostro furgone. E noi siamo prontissime sempre ad accettare tutte le cose, tutti i suggerimenti che ci vengono da voi Madrax, perché voi Madrax siete nel nostro cuore. E quindi oggi abbiamo fatto la nostra camminata da Villa Alta, siamo arrivate fino qua e torneremo anche indietro naturalmente,
e siamo all'Oasi di Pagagna, che questa bellissima iniziativa che ha avuto Enzo appunto di devolvere a voi. Quindi ragazzi, non un frugone, se Dio ci dà ne compriamo 2, va bene? Ciao! Che brava Mirella, grazie. Fatevi vedere con tutte le magliette verde e nero. Ah sì. Vuoi mettere, siamo tutte verde e nere. Sì, volevo precisare, l'iniziativa è stata mia, ma anche di tutti i collaboratori dell'OSI, insomma, è una cosa decisa tutti insieme, eccetera. Anche noi siamo stati aiutati in passato, soprattutto. Adesso grazie a voi e grazie ai visitatori, insomma, ce la caviamo abbastanza bene, ma in passato anche noi per acquistare il furgone che ci serve per trasportare il cibo degli animali siamo stati aiutati da alcune non associazioni, ma da alcune attività, insomma. Mi sembrava giusta questa cosa nei vostri confronti. Tra associazioni ci si aiuta, insomma, ci si supporta, ci si pubblicizza. E si torna un po' al discorso che abbiamo iniziato noi con il nostro progetto, che la nostra idea è quella di fare rete anche in un momento in cui come questo è difficile, bisogna stare distanti, lontani, la progettualità è molto complicata, ma grazie alla passione che tutti ci mettono, anche in questi momenti si riesce sempre a trovare strade nuove per aiutarsi a vicenda. Totalmente dipendente, non so stare senza te, verde e nero nelle vene, tifo Madraxole. Brave, no, non spaventate gli animali, ragazze. È vero, qua non si può gridare, non si può... Niente, comunque vi aspetto in un modo o nell'altro, insomma, quando potete, tra un allenamento e l'altro, venite a trovarci. Allora, io vi ho un piccolo scoop. Stamattina è già stato da voi il nostro giocatore, che salutiamo, si chiama Tommaso, e arriva da Trieste, e appunto per la sua famiglia è venuto a visitare l'Oasi, quindi già un primo madraccio è arrivato. È arrivato, perfetto. Occhio che qua le cicogne in Madrax se li mangiano, state attente. Veniamo armati. Come stanno le cicogne? No, non ho capito, scusa, come? Come stanno le cicogne? Non parlo di quelle lì che hai attorno, parlo di quelle... Se le inquadrano. Eccole! Adesso stanno facendo merenda, capito? Hanno un blocco di trote di pesce che stanno mangiando. Sono ghiotte di pesce, quindi? Non sono carnivore qua, un po' strabiliato qua. Le matraches qua. Gli ho detto che guardate, state attenti che la ciconia non è che mangia granaglia come pensa qualcuno, ma è un animale carnivoro. E nella sua dieta ci sono anche i rettili, purtroppo, oltre a topi e quant'altro. Sono animali che quindi aiutano anche a tenere in equilibrio l'ecosistema, sicuramente. Certo. Anzi, qualcuno le critica, dice guarda che stanno mangiando tutte le rane, ma comunque non è vero, perché comunque l'estate se vieni qua le rane le senti tranquillamente. Avete anche un cavallo? Sì, ci sono 6 cavalli, sono iconici, sono i cavalli selvatici europei. E tra l'altro sono gli unici 6 in Italia. Dopo se vai in Ungheria e in Olanda hanno bizzette, ma in Italia sono gli unici 6. Che bella cosa. Di sole, pieno di gente, quindi ragazzi hanno incassato abbastanza, oggi ci è andata bene. Grazie Mirella per lo scoop. Grazie mille. Grazie mille. Ciao a tutti. Ci ha trovato pubblicizzata la cosa, così contribuite. Senz'altro, se qualcuno di quelli che ci sta ascoltando vuole appunto passare qualche ora nella natura, è un posto veramente meraviglioso e comunque vicino, facile da raggiungere. L'appuntamento è all'Oasi dei Quadri di Pagagna, e sappiate che appunto tutto il ricavato del mese di novembre
verrà devoluto per il nostro progetto, per la nostra iniziativa. E grazie a Enzo, grazie alla Faglia. Ciao a tutti. Buon lavoro e buona natura a tutti. Allora, ciao ragazzi. Buon ritorno per loro. Buon ritorno a casa. Tutto in salita. Adesso era discesa fino a qua, ma adesso è salita per tornare. Sì. Fatevi portare dalle cicogne. Li facciamo trasportare. Sì, che le vuol 100 per tirarmi su me. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua, che gentili che sono stati. Speriamo di non aver traumatizzato troppo gli animali. Noi siamo abituati a questi rumori belli, importanti. Tenevo a dire che questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché si vede come si può collaborare anche distanti, anche senza conoscerci, perché non ci conoscevamo, però nascono veramente delle belle sinergie che poi portano dei risultati positivi per entrambe le realtà, insomma. Sì, certamente. Assolutamente sì. Cosa dite? Procediamo col secondo ospite? Procediamo. Procediamo col secondo ospite. Questa volta lascio a te la presentazione. Bene. Allora, la nostra seconda ospite, eccola qui. Si chiama Eva. Ciao Eva. È una delle prime che ci ha condiviso il suo percorso e ci ha mandato anche una splendida foto che adesso vi faccio vedere. Poi magari Eva ci racconti un po' anche di come hai conosciuto Madrax, di questo tuo percorso, di questo sentiero molto, molto bello. Ecco qua la foto, qua era all'arrivo, diciamo, e il percorso arriva, io sono partita in particolare dal campo sportivo di Doberdò del Lago, perché io abito lì, e poi sono andata attraverso una serie di sentieri per il bosco, sono arrivata al centro visite Gradina, il quale è aperto in particolare il venerdì, sabato e la domenica. C'è anche un posto ristoro dove si può fare aperitivo e mangiare, e c'è anche un museo interattivo molto bello, soprattutto per i bambini, ed è anche in diverse lingue, anche in sloveno ad esempio, perché comunque siamo vicini alla Slovenia. Ecco, questa foto... Anche qui spingiamo appunto le persone ad andare a camminare, perché ci sono veramente dei posti bellissimi nella nostra regione e fate bene sia a voi che camminate sia a noi condividendo il vostro percorso. Esatto, soprattutto ora che le palestre sono chiuse, con questo bel tempo non si può rimanere chiusi in casa, e con questi bei colori che abbiamo adesso è bellissimo andare a camminare, veramente. Infatti la foto ha proprio dei colori stupendi. Sì, perché adesso c'è la fogliarola, almeno noi qua la chiamiamo così, che è proprio rossa-arancione. In generale, quando si va per questi sentieri è tutto molto vivido, i colori sono molto vividi. Qua in particolare stavo andando verso Casa Cadorna, che è una piccola casetta dove si rifugiava il generale Cadorna. E quindi sì, è carino. Di solito ci portano tante scolaresche, io con la scuola ci sono andata infinite volte, ma adesso rispetto a tanti anni fa, perché a scuola ci andavo un bel po' di anni fa, l'hanno risistemato ed è veramente bello, merita andarci, c'è un bel panorama e si riesce a vedere anche quello che è il lago di Doberdò, che adesso è veramente poco, però tanti mi chiedono, il lago esiste veramente? La risposta è sì, riuscite a vederlo da lassù. Ma si riempie quando piove oppure è definitivamente prosciugato? No, è un lago di origine carsica, quindi si riempie quando piove e dopo, visto che c'è roccia carsica, l'acqua anche va nelle grotte sotterranee. Defluisce, ok. Defluisce, Il percorso è un esatto. percorso sicuro, affrontabile da tutti?
Sì, fino a un certo punto sì, dopodiché hanno chiuso un pezzo e quindi il percorso che si riesce a fare è facilmente. Si può partire anche dal centro del paese e fare Mhm. un pezzo per i marciapiedi ed è tutta strada cementata e dopo c'è un pezzetto di strada sterrata. Ma comunque arrivando al centro visite Gradina, anche per le persone in carrozzina, ad esempio, si può comunque andare al museo e vedere il panorama, cioè facilmente un pezzetto è facilmente percorribile anche in carrozzina. Perfetto, perfetto. Ma siamo meglio di Super Quark, ragazzi. Io ho l'impressione che per la fine Approfitto, di queste dirette avremo un anno di visite programmate. Esatto, esatto. approfitto della chiacchierata con Eva anche per mostrarvi altre foto che ci sono arrivate di altre persone che hanno partecipato alla nostra iniziativa. Eccoli qua. Questi sono altri sostenitori. Gianluca e Manuel. Ecco, anche loro ci hanno mandato qualche foto dei loro percorsi e a noi ci fa molto piacere condividere questi momenti. Ecco un'altra foto mozzafiato. Ci fa molto molto piacere condividere questi momenti con i nostri tifosi. Alla fine anche Eva ci ha conosciuti ormai 5 anni fa. Sì, esatto. Io ho conosciuto per prima Benedetta all'università e mi ha parlato di questa squadra speciale ed ero parecchio incuriosita, quindi sono venuta a vedervi, era un po' prima di Natale, c'era anche un bellissimo mercatino all'interno della palestra con tantissime belle cose da comprare. Mi ha entusiasmato il vostro coro di tifosi, devo dire la verità, è fantastico, la vostra tifoseria è proprio bella e anche il gioco, veramente entusiasmante, devo dire la verità. Grazie. Mi fa molto piacere. Ecco, mi dispiace moltissimo vai. dover stare lontani dai nostri tifosi. Qualche settimana fa abbiamo fatto una partita incredibile, abbiamo vinto contro Venezia e è stata una cosa perfetta. L'unica cosa che appunto ci è dispiaciuta molto è dover stare senza, non poter festeggiare insieme a chi tanto ci supporta durante tutto il campionato, durante questi anni. Insomma, i nostri tifosi sono veramente la nostra forza. Ma io sono convinta che anche da lontano vi hanno tutti supportato. È molto probabile che ci sia arrivata via aria la loro Sì, la grinta. loro potenza, sì. Esatto, Il esatto. loro La pensiero, telepatia. sicuramente. Sicuramente. Grazie Assolutamente. mille, Eva. Grazie, ho visto che anche oggi hai condiviso un altro percorso. Vuoi Sì, io faccio raccontarci? percorsi abbastanza brevi, non sono una grande atleta assolutamente, faccio soprattutto adesso che sono chiuse le palestre, cerco di tenermi in forma, muovere le gambe. Oggi sono partita da San Martino, vicino a Terzo d'Aquileia, e tramite una strada sterrata sono arrivata a Cervignano. Però, È una strada semplice, ci si può andare ad esempio, a me piace tanto passeggiare coi cani, perché ho due barboncini che adoro e quindi si può andare anche coi cani, è molto semplice ed è piacevole perché si incontra anche qualcuno, però non troppa gente così. Sì, si fa un paio di chilometri, andata e ritorno io ne ho fatti 9, ma si può fare anche di meno. E per me 9 sono già tanti perché appunto non sono tutta sta grande atleta. Però è piacevole come camminata. Oggi Ecco Eva, allora prima di salutarti, no, volevo dire che spero che ci siano tante persone che ci stanno ascoltando e che ti abbiano sentita e che ti prendano come esempio, perché secondo me l'idea proprio di godersi la natura con una bella passeggiata in un periodo come questo, dove tutti dicono che l'autunno è grigio, è freddo, è brutto, e in realtà secondo me è una stagione che regala dei colori stupendi, è proprio un esempio da seguire e quindi aspettiamo anche delle foto belle come la tua.
Grazie. Ecco, Eva, vuoi lanciare un messaggio a chi ci sta seguendo? Sì, vorrei lanciare un messaggio a chi ci sta seguendo e a chi soprattutto mi conosce. Questo è il mese anche del mio compleanno e quindi dico, se volete farmi un regalo, donate, donate e donate. È un'iniziativa bellissima che io appoggio veramente con tutto il cuore. Sto cercando di spronare tutti a camminare, a condividere il percorso con voi, perché veramente è una bella iniziativa. Grazie veramente. Grazie, Grazie a nome di Grazie a tutta la voi. squadra. Ciao, Grazie Eva. a voi. Ciao. Buone camminate e Presto, ciao. continua a condividere anche le tue foto con noi. Sarà fatto, con piacere. Ciao ciao a tutti. Grazie. E forza Madax, soprattutto. Ciao. Grazie. Eccoci qua, siamo di nuovo fra noi ragazzi e siamo pronti per uno dei, direi, sostenitori più assidui e accaniti della Metal Turbo classica. Abbiamo con noi Luca Birri dello Sweet Team. Adesso lo mettiamo online, eccolo qui. Ciao Luca. Qua. Ciao a tutti. Ciao. Come stai? Molto bene, dai. Finalmente entro anch'io nel vivo della vostra diretta, insomma, no? Perché effettivamente ognuno di noi deve dare un suo contributo. E quindi certo. grazie per l'opportunità che ci date. Grazie a voi per quello che avete sempre fatto e che fate per noi. Siete, come ho detto, veramente una colonna importante e meravigliosa della Metal Turbo classica. Quindi speriamo di riempire tutta la mappa anche grazie a voi con tanti percorsi. No, vedrete che ce la faremo sicuramente, insomma, no? Lo scopo del gioco è quello di fare squadra e di divertirsi insieme e di costruire qualcosa insieme. Quindi vedrete che la benzina del serbatoio non mancherà, vedrete che insomma con il nostro contributo riusciremo a prendere la marmita, una portiera, un sedile, insomma. No? Ok, dai. Per adesso abbiamo comprato qualche pezzettino. Puntiamo ad aggiungere i sedili, dai, mettiamo i sedili davanti adesso. Guarda, noi per adesso siamo partiti con una squadra di 100 persone per adesso. Non abbiamo fatto le classiche squadre, sai che ogni anno facciamo quelle 6-7 squadre, insomma, no, da 12 persone. Quest'anno abbiamo detto partiamo da 0 a 100, e quindi per adesso, dopodiché insomma le prospettive sono quelle di arrivare anche a 200, insomma, se riusciamo, più siamo e più ci divertiamo e più riusciamo a donare, insomma. Quest'anno abbiamo deciso di fare da 0 a 100, siamo decisi a fare questa squadra qua, perché come sapete, io sono una persona affetta da diabete e quindi il diabete è una patologia che coinvolge purtroppo tutte le fasce d'età, appunto da 0 a 100, insomma. E quindi quest'anno ce la siamo giocata così, visto la voglia di squadra, di fare squadra con voi, abbiamo dato l'iniziativa quest'anno da 0 a 100, ma insomma noi ci impegneremo a fare anche molto di più. Quindi grazie dell'opportunità, siamo già partiti, noi siamo già arrivati a 60 persone circa, quindi siamo già in un paio di giorni che abbiamo aperto le iscrizioni, siamo già partiti molto bene e quindi insomma dai, teniamoci sotto, teniamoci attivi qua, se no. Grandi. Il messaggio è quello che abbiamo ribadito anche prima, che andare a correre fa bene prima di tutto a noi stessi. Infatti Benedetta ci date una doppia opportunità che noi non ci lasciamo mai scappare. La prima appunto perché siamo persone con diabete e abbiamo creato questa associazione 5 anni fa grazie a Ubaldo La Monaca. È partito lo Sweet Team ANIAD, Friuli Venezia Giulia, dove ANIAD sta per Associazione Nazionale Italiana Atleti con Diabete. È un'associazione nazionale che vede coinvolte la maggior parte delle regioni del Friuli Venezia Giulia, la maggior parte delle regioni nazionali, e noi siamo, diciamo, la succursale friulana di questa associazione. Abbiamo coniato anche noi, voi avete il Never Give Up, che è il motto, insomma, che portate avanti da tanto tempo, che ci piace un sacco, perché effettivamente ci stimola sempre anche noi a portare avanti, insomma, le iniziative, e abbiamo coniato un motto che dice: il diabete teme chi fa sport. E quindi l'opportunità che voi ci date è doppia: la prima di fare sport per il benessere psicofisico, in questo caso per gestire meglio le glicemie, e la seconda per fare, insomma, un momento di solidarietà, di beneficenza e divertirsi insieme, perché poi alla fine fare sport da soli anche alle volte è divertente, ma può essere anche noioso. Invece quando ci troviamo con voi, quando organizzate la 12 per un'ora, è una festa che dura non 12 ore, perché dura molto di più, perché c'è tutta la preparazione, poi c'è la parte finale, le premiazioni, insomma, il terzo tempo classico che non guasta mai.
Ci manca moltissimo la staffetta perché è una giornata veramente memorabile. Beh, siete stati bravi perché effettivamente anche in una versione diesel così a rilento avete buttato lo stesso, insomma, in pista questo evento che è molto importante per tutti noi, perché alla fine, insomma, la solidarietà, la voglia di stare insieme, di divertirsi è una componente essenziale, insomma, importante nella vita di tutti. E quindi è vero che non riusciremo quest'anno a venire al parco Ardito Desio, però è vero anche che abbiamo l'opportunità di divertirci lo stesso, insomma, di farlo comunque anche a distanza, di stare insieme, insomma. Io dietro qui ho stampato già, li ho appesi nel mobile, ho già stampato i nostri 3 pettorali, quelli di nostra figlia e di mia moglie, perché effettivamente anche noi ci stiamo attivando e partiremo con questa nostra ora di attività per contribuire, insomma, a questo grande progetto di far partire questo furgone che vi porterà, insomma, in giro dappertutto, in tutta Italia e anche oltre. Sì, assolutamente. Adesso, visto che c'è Luca qua, condividiamo subito delle foto già di alcuni partecipanti della squadra Sweet Team che ci hanno inviato degli scatti. Sicuramente, Luca, tu li riconoscerai. Sì, sicuramente. Anche vedi. Sono arrivati i primi scatti e anche i primi percorsi. Sì, questa è Daniela ed effettivamente lei abita dalle parti di San Daniele, quindi è andata questa mattina, se non sbaglio, ieri pomeriggio a fare questa camminata qua e ci ha già condiviso anche a noi, insomma, la felicità di essere all'aria aperta, di stare bene, di fare un qualcosa per se stessa e per gli altri. Purtroppo queste fotografie ci resteranno con questa benedetta mascherina, ma cosa dobbiamo fare? Insomma, questo abbiamo a che fare e con questo faremo, insomma, no? Beh, resteranno all'archivio le fotografie di quest'anno un po' in tutti i campi con questa mascherina che segna i volti e copre un po' i sorrisi, come quelli che avevamo noi quando abbiamo battuto Venezia. Però, hai ragione. Non ci sarà nessuna mascherina che ti porterà via il sorriso. Esatto. Però alla fine io penso che resteranno i ricordi e quando fra qualche anno sarà tutto passato questa schifezza, forse ci ricorderemo di goderci di più le cose che abbiamo e di che cosa è veramente la libertà di poter fare quello che ci piace senza restrizioni. È vero. Comunque io dico che è un modo in più per far sorridere gli occhi questo. Bravo, che poeta, Mauro. Ognuno dà il suo contributo, dai. E voi come state? Siete pronti? Come stanno andando le iscrizioni? Raccontatemi. Anzi, raccontateci, perché siamo in diretta. Io ci metto la faccia, ma gli altri ci mettono il cuore da dietro le quinte. Approfittiamo di far vedere di nuovo il contatore, così teniamo tutti aggiornati sull'andamento di questa raccolta. Eccolo qua. Abbiamo raccolto in una settimana 1.600 euro e fatto 168 chilometri con 32 luoghi toccati, quindi direi che il primo riscontro è sicuramente positivo. Siamo contenti, come dicevo anche prima, siamo contenti soprattutto per il fatto di riuscire comunque a coinvolgere tante realtà, tanti amici vecchi e nuovi, e questa è una cosa che ci riempie di gioia. Mauro, oggi è una bella giornata, sicuramente tanti sono andati a correre, qualcuno abbiamo visto poco prima della diretta ci ha mandato dei percorsi, sicuramente qualcuno dovrà ancora rientrare, quindi magari ce li manderà stasera. Penso che per mercoledì questi numeri possano crescere non poco. Lo penso anch'io. Vai bene. Ricordiamo, Mauro, insomma, tu hai avuto questa bella idea di trasformare la Metti Turbo classica, quella che anche Luca e lo Sweet Team portano nel cuore, in un qualcosa di virtuale che però coinvolga comunque tutti. Sì, è stato, ovviamente Metti il Turbo classico lo porto anch'io nel cuore perché è un'esperienza stupenda.
siamo trovati con degli amici nel periodo, insomma, in cui si ripartiva un po' e si parlava che peccato non aver potuto fare, eccetera. E quindi ho visto un po' di voglia di continuare a fare. Ovviamente nel modo classico non era possibile o non era auspicabile, quantomeno già in un periodo in cui si poteva fare qualcosa, ma non si poteva rischiare così tanto. E allora ho pensato un attimino a trasformare un po', perché ok, se la montagna non va da un momento, o il contrario in questo caso, comunque si può fare qualcosa di diverso, cercare un attimo una soluzione diversa, e ne avevamo parlato, mi sembra di ricordare, a fine agosto. Poi dal dire al fare bisogna mettere insieme tante cose, e queste cose le hanno messe insieme soprattutto Ivan e Benedetta, e col tempo siamo riusciti ad arrivare a mettere in cantiere questa operazione, cercando di coinvolgere tantissime persone. Pian pianino si voleva fare una cosa una settimana, poi mi ha detto ma una settimana può essere poco, no? Cerchiamo di dare tanto tempo, tanto spazio alle persone per poter gestire un po' i loro tempi e poter sfruttare le belle giornate come quella di oggi per poter essere vicini a noi, e noi avere più tempo per essere vicini a loro, con più dirette, con più materiale, con più parole, più affetto anche. Bravo. Sì, perché ricordiamo che l'iniziativa comunque ha diversi aspetti. Uno è l'aspetto di raccolta fondi che ci aiuterà a ripagare le spese di acquisto di un furgone attrezzato. C'è la parte sportiva che, come abbiamo condiviso con Luca, è molto importante per le persone, andare a correre, camminare, continuare a fare attività sportiva nonostante tutto all'aria aperta, con la voglia di collegare un po' tutto il Friuli. E poi c'è anche la parte di intrattenimento, perché noi abbiamo deciso di fare una programmazione serrata con 2 dirette a settimana per coinvolgere un po' anche tutte le persone che ci stanno vicino, e anche per intrattenere, insomma, chi ci segue. Io volevo un attimo coinvolgere nuovamente Luca prima di salutarlo, chiedendogli, al di là della partecipazione alla nostra Metti il Turbo Diesel, avete altre staffette, altri progetti con la vostra associazione? Allora, noi abbiamo questa, ecco, ti ho appena girato, Benedetta, brava, ti ho appena girato un'altra coppia di persone, che sono Walter e Elena, che hanno partecipato stamattina, si sono messi insomma in moto questa mattina dalle parti di Tolmezzo, Caneva mi ha scritto, e hanno dato il loro contributo insomma per questa iniziativa. Le iniziative in questo momento anche per noi purtroppo sono leggermente ferme, perché sì, la condizione in questo momento è questa. In ogni caso abbiamo domenica, per esempio, domenica scorsa, ci siamo ritrovati con le distanze, con le mascherine, con tutto quello che insomma dobbiamo fare attenzione noi, 5 persone. Elga, una di queste 5 persone, quest'anno compie 50 anni e si era regalata la partecipazione alla maratona di New York, quindi doveva fare la maratona ai primi di novembre in questo periodo qua. Siccome il coronavirus insomma ha messo in ginocchio un po' tutti i viaggi, tutte le manifestazioni, eccetera, ci siamo trovati dalle parti di Precenico, dove abita lei, e assieme a suo marito, a Simone e a Eva, hanno percorso comunque questi 42 chilometri allegramente, insomma. Quindi diciamo che noi a piccoli gruppetti, con le debite distanze, eccetera, eccetera, comunque manteniamo il corpo in allenamento, perché noi utilizziamo anche uno struzzo, abbiamo ideato insomma uno struzzo che dice il diabete a testa alta, perché comunque abbiamo bisogno di fare informazione, no? Dobbiamo far capire alle persone quelle che possono essere, insomma, sia le difficoltà che affrontiamo come tutti, insomma, no? Comunque abbiamo anche noi delle difficoltà da affrontare, da gestire, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per fare informazione su una patologia come il diabete che vede in Friuli Venezia Giulia, per esempio, 90.000 persone sono affette da diabete, prevalentemente il tipo 2, quindi quello che di solito viene alle persone anziane. Il 90% circa di queste persone sono affette da diabete tipo 2,
che è quello senile, diciamo, no? Quello che viene dopo una certa età. E l'alimentazione, la cura farmacologica, un corretto stile di vita, ma soprattutto il movimento, sono un ottimo motivo per tenere a bada il diabete, per gestirlo meglio. Ed effettivamente Walter, che è quello che avete visto con il pettorale 59, se non ricordo male, e questa mattina, insomma, ha detto: questa mattina mi vesto e vado, parto e faccio i chilometri che devo fare, così dopo mi posso concedere un pezzo di cioccolata, mi posso concedere, insomma, qualcosa di più che di solito, insomma, tendenzialmente cerchiamo di evitare. Manifestazioni particolari in questo periodo non ne abbiamo. Abbiamo partecipato a Butreo, c'è stata anche per loro la 24 per un'ora, diciamo, no? Che è stata virtuale, organizzata dagli alpini di Butreo, e aspettavamo adesso la partecipazione a Madrax, logicamente, ma anche a Telethon. E Telethon è un altro evento che ci vede particolarmente impegnati, perché dovrebbe durare, quest'anno probabilmente non verrà fatta in forma, insomma, ridotta, dovrebbe durare 24 ore, e anche qui noi siamo riusciti a portare 11 squadre di persone con diabete, simpatizzanti, familiari, medici. Insomma, la nostra associazione, la nostra realtà è molto bella, perché come siete capaci voi di creare aggregazione, di unione, spirito di gioco, insomma, del gioco di squadra, riusciamo a farlo anche noi, perché il diabete non è solo una rottura di scatole, ma è anche un modo per divertirci, per stare insieme, per continuare a vivere la vita, insomma, come dobbiamo fare tutti quanti. Quindi never give up, e via avanti in piena. Io dico sempre via andare, perché non c'è niente che ci ferma, insomma, non ci ferma il diabete, figurati, insomma, tutto il resto. Bravissimo. Sicuramente Bene, scusa, volevo dire un'ultima cosa, visto che magari potrebbero esserci tante persone che ci ascoltano e che magari pensano che con determinati problemi non si possa fare sport o sia addirittura pericoloso, sia noi come Madrax che voi come Sweet Team rispondiamo che non è così, che una soluzione si trova e va trovata, perché invece la salute migliora. Hai perfettamente ragione, e la fortuna che abbiamo tutti noi, insomma, grosso modo anche noi dello Sweet Team, è quello di avere dei team, in questo caso di operatori sanitari, che sono diabetologi, dietisti, infermieri, che ogni giorno corrono al nostro fianco. Una parte delle 100 persone che correranno, che cammineranno, che faranno quello che sarà il loro contributo come movimento fisico, sono proprio medici, dietisti ed infermieri. E questo è molto importante per tutti. All'interno dello Sweet Team ci sono persone come Elga, che si è affetta da diabete tipo 1, però corre 42 km. C'è Claudio Gotti, che è un ragazzo che pratica rally, che ha il sogno di andare a fare la Parigi-Dakar il prossimo anno, nel 2022 ormai. E quindi anche lui sta dimostrando come, nonostante il diabete richieda le punture, richieda ogni volta che devi mangiare qualcosa, insomma, l'iniezione, o in questo caso lui utilizza il microinfusore, il gioco di squadra di medici e infermieri ci permette di portare a termine qualsiasi prestazione che noi vogliamo fare. C'è Luisa Cavarzerani, che è una campionessa di karate, c'è Serena Dean, che è diventata campionessa mondiale di pattini a rotelle. Quindi voglio dire, effettivamente noi, voi e tutte le altre persone che si mettono in gioco proprio per dimostrare che qualsiasi cosa è possibile, insomma, con i limiti, con le strategie vincenti che troviamo, possiamo fare tutto quello che vogliamo e vivere una vita, insomma, non dico normale, perché normale sarebbe non avere, insomma, no, quello che abbiamo, però comunque possiamo viverla serenamente, felicemente con la nostra famiglia, possiamo creare quello che più ci piace. Lo scopo del gioco poi normale è noioso. Esatto, bravo, sai che palle. No, invece dobbiamo realizzare i nostri sogni, per cui anch'io invito le persone che sono a casa, che ci stanno seguendo, a realizzare il sogno dei Madrax, e quindi donate quello che potete, insomma, no? Anche €1 è sufficiente, insomma, per fare salire questo contatore, che porterà, insomma, alla realizzazione di un sogno, perché ricordatevi sempre che quando aiutiamo a realizzare un sogno, in questo caso dei Madrax, in realtà aiutiamo a realizzare anche un nostro sogno, che ce l'abbiamo nel cassetto, che abbiamo bisogno dell'aiuto di qualcuno per poterlo realizzare. In questo caso adesso stiamo dando una mano a loro, un domani se doveste avere un sogno nel cassetto fatecelo sapere, che noi contribuiamo volentieri alla realizzazione anche del vostro. Grazie Luca. Grazie a voi. Grazie mille Luca. Grazie mille. E un saluto a te, a tutto lo squadrone dello Sweet Team. Dai, sappiate che vi vogliamo bene, e quindi noi per gli anni a venire che organizzerete la 12 per un'ora, che diventerà poi, mi hai detto tu Benedetto, la 36 per un'ora, scherzo. No, però noi ci saremo sempre e parteciperemo sempre molto molto volentieri, perché è un divertimento puro.
Grazie, noi non vediamo l'ora di tornare a vederci tutti insieme in quell'occasione, perché è una giornata di divertimento anche per noi. Esatto, ce la faremo, dai. Grazie mille, buona domenica. Grazie mille, Luca. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, Ivan, in prima attesa... di passare all'ultimo ospite, Sì. io direi che ci sono dei saluti speciali da fare. Mauro, passiamo la palla a te. Ok, beh, sicuramente ringraziamo un amico che da subito ha fatto una donazione molto importante per noi e adesso sta tornando a casa dopo un'esperienza, diciamo, un po' scomoda dal virus, però sta bene, tutto a posto, sta ritornando in zona rossa, quindi non potrà correre per noi, ma ha detto che idealmente c'è, insomma. È stato sicuramente il primo donatore ufficiale di questa nostra iniziativa. Primo donatore ufficiale sulla piattaforma GoFundMe, di cui potete anche leggere qui sotto gli estremi per aiutarci. Quindi le modalità sono due: www.gofundme.com, cercando l'iniziativa Madrax Metti il Turbo Diesel. Ecco qui, grazie per la grafica. E l'altra modalità è quella del classico bonifico bancario sul nostro conto corrente, che ha intestato la S di Madrax Udine, con l'IBAN che vedete, non vi tedio a leggerlo tutto. Lasciamolo un attimo così magari qualcuno riesce a scrivere gli estremi. Allora, è tutto pronto per l'ultimo ospite della giornata. Anche lui è uno che, come Luca e lo Sweet Team, segue Metti il Turbo da tanti anni, forse addirittura già dalla prima edizione, dopo ne parleremo con lui. È uno che corre e corre tanto, corre tanto e corre forte. Ne parliamo adesso con Patrick, che aggiungo in diretta. Eccolo qui. Ciao Patrick. Ciao. Come stai? Bene, grazie, bene. Grazie per essere qui con noi e per aver partecipato col tuo percorso. Ne abbiamo già parlato l'altra volta, perché il tuo percorso è stato il primo che abbiamo ricevuto. Quindi anche questo è un record che puoi mettere nella bacheca. Hai fatto, se non sbaglio, 21 chilometri. Sì, 21 chilometri. 21 chilometri, tutti a piedi, diciamolo, non in bicicletta. Sì. No, solo a piedi. Tu sei un runner, vero? Ultramaratoneta, sì. Ultramaratoneta, ci vuoi raccontare a chi? Io lo so, perché amo lo sport, so che cos'è una ultramaratona, un Ironman, ma per chi non lo sapesse, che cos'è l'ultramaratona? Sono tutte le gare che superano i 42 km e 195, che è la distanza della maratona. Quindi sono belle distanze. Qual è l'impresa che ritieni più importante nella tua carriera da ultramaratoneta? L'anno scorso ho vinto una 24 ore a Butrio con 140 km. In 24 ore 140 km a piedi. Non so se si può dire sti cazzi, non so se... Un circuito da 1 chilometro da ripetere per tutte le 24 ore. E tu l'hai fatto per quante volte? Quindi hai detto 140 km. Però, complimenti, che voglia. E come ci si sente una volta finito quel percorso? Tanta soddisfazione, di sicuro. Ragazzi, avete qualche domanda anche voi per Patrick? Sì, io un pochino so, perché Patrick l'ho già conosciuto durante Teleton l'anno scorso, con i donatori, lui corre spesso con noi. La domanda che tante persone si fanno è: ma come ci si può preparare a fare 142 km? Cioè, cosa bisogna allenare?
Innanzitutto la testa, soprattutto la testa, perché dopo un paio di ore le gambe iniziano a mollare. E se non hai la testa non vai avanti. Immagino. Ma senti, è una mia impressione o oltretutto i percorsi a circuito sono ancora più faticosi proprio perché un po' noiosi per la testa? Sì, sono più difficili perché dopo un po' inizi ad andare in tilt. È più difficile, Molto difficile. almeno in un percorso da punto A a punto B al cambio del panorama, vero? Invece lì vedi sempre le stesse cose. Ci sono persone, scusa, battuta stupida, ci sono persone che si stufano a fare 140 km in macchina, Patrick e tanti altri li fanno a piedi. Sì. Vai bene. Patrick, gli metti il turbo, cosa ci dici? Ti piaceva l'evento nostro? Sì, è un bel percorso. Peccato che quest'anno non si può fare. Però dai, abbiamo trovato un'alternativa, no? Sì, beh, quello è bello, sì, senz'altro. Quindi vuoi lanciare anche tu un appello a tutti quelli che ci stanno guardando di correre per noi, di donare, di sostenerci? Beh, metti il turbo, è stata una bella esperienza per me, senz'altro. Merita molto. Grazie. Speriamo che tanti atleti anche della tua caratura riescano a sentire il tuo messaggio, il nostro messaggio e si uniscano in questa nostra voglia di fare rete e attaccare tanti tasselli a quei 32 che ad oggi ci sono nella nostra regione, 32 paesi raggiunti da Metti il Turbo, chissà quanti arriveremo. Ce n'è tantissimi di paesi in Friuli più o meno sperduti, magari li raggiungeremo tutti. Hai intenzione di fare qualche altro percorso? Non lo so adesso. Vabbè, oggi ho fatto 40 km. Così, in amicizia. Sì, fino a Castelmonte. Però... caricalo così lo mettiamo. Cosa? Bene, lanciamo una sfida a chi farà il percorso più lungo per i Madrax. Il percorso più lungo per i Madrax, è vero. Cosa mettiamo in palio? Una maglietta. Sì. Ci sta, dai, una maglietta per chi compierà il percorso più lungo a piedi, però non in bicicletta, furbetti. Uno in bici e uno in bici e uno a piedi. Ok, fatta. Allora facciamo anche uno a nuoto. Ricordati, Patrick, di caricare allora anche quello di oggi, così continuiamo a colorare tutto il Friuli. Sì, va bene, senz'altro. Grazie. Grazie Patrick per la tua testimonianza e speriamo di rivederci presto nel nostro percorso solito ai Rizzi. Magari devi sfondare anche tu il record. Benedetta, tu che hai sempre sotto mano tutte le cose di Metti il Turbo, hai memoria di chi sia il record man di Metti il Turbo? No, mi dispiace, forse ricordo un 16 km, forse poco, può essere un 18. Tu quanti ne fai di solito, Patrick? In un'ora un 14. 14. Forse ricordo un 16 km di qualcuno che ci ha dato dentro, poi probabilmente l'ha portato via al 118, non lo so. Ma vogliamo ricordare l'obiettivo che abbiamo con i percorsi e le camminate? Sì, l'obiettivo è quello di riuscire a creare una rete virtuale più grande, più fitta possibile, per riuscire a collegare tutti i paesi o quasi del Friuli, in modo da far sentire le persone più vicine, anche se fisicamente non ci si incontra, non ci si trova, non ci si può stringere la mano e bere un bicchiere insieme, ma almeno idealmente prendere questa staffetta che parte da un qualunque posto e porta in qualunque altro posto nel Friuli. L'importante non è dove, ma l'importante è andare. Sì, il viaggio. Il viaggio, perché se ci si ferma del tutto in questo momento, secondo me
non si riparte più con la voglia, ci si adagia nel niente e finisce tutto lì. Sì, sì. Il riposo ogni tanto ci vuole, ma il riposo è congeniale al movimento. Esatto, soprattutto a noi che amiamo lo sport, il lavoro e la corsa come Patrick. Bene, ormai allora abbiamo aggiornato tutto su tutti i dettagli. Abbiamo iniziato a conoscere diversi nostri sostenitori come il nostro Patrick, abbiamo conosciuto l'iniziativa dell'Oasi di Fagagna, non dimentichiamolo. Benedetto, vuoi ripetere anche quella per l'ultima volta? Sì, questo mese di novembre, se qualcuno ha piacere di andare a passare qualche ora in relax in mezzo alla natura e agli animali, a Pagagna, all'Oasi dei Quadris, c'è l'associazione che appunto gestisce questa realtà, che ha deciso di donare l'intero ricavato del mese di novembre alla nostra iniziativa. Quindi se andate, fate bene a voi stessi, fate bene a loro, vi divertite e fate un regalo anche a noi, perché appunto il ricavato poi andrà per Metti il Turbo. Perfetto ragazzi, allora ormai ci avviamo alla chiusura, cosa dite? Siamo quasi all'ora di diretta, che oggi è veramente volata con tutti questi ospiti, mi è piaciuta tanto. E quindi vabbè, io ricordo per l'ultima volta che potete donare attraverso la piattaforma online www.gofundme.com, cercando Madrax Metti il Turbo. È una piattaforma assolutamente sicura, testata, e non avrete alcun problema assolutamente. E l'altra modalità è quella del classico bonifico online. Tutti gli euro che deciderete di dedicarci, che siano tanti o siano pochi, andranno tutti nel nostro progetto di acquisto del furgone. Un progetto che noi abbiamo, un sogno che abbiamo nel cassetto da ormai 10 anni, da quando siamo nati, che agevolerà tantissimo la nostra vita sportiva, ma ci servirà anche come posso dire, un backup di sicurezza nella nostra vita quotidiana di disabili in carrozzina. Quindi vi chiedo veramente di farci questo regalo. Ormai ci stiamo avvicinando alle feste, non abbiamo altre occasioni di incontrarci se non questa, e quindi magari quel piccolo budget che avete salvato e che di solito ci regalate per i mercatini, per gli idee a Natale, che quest'anno non si farà, possiamo riversarlo su questo progetto. Io ringrazio tutti, ringrazio prima di tutto Patrick, grazie per la tua corsa e per la tua testimonianza. Ringrazio Mauro che è un po'... Cosa? No, dicevo a Patrick che aspettiamo altri percorsi. Sì, bene, senz'altro. Certo, quando va a correre non mancherà. Ringrazio Mauro che è un po' l'ideatore di questa strana e pazza edizione di Metti il Turbo, la Diesel Edition. Ciao Mauro, e ringrazio bene, grazie per tutto, per il sostegno con la parte tecnica della diretta. Grazie a te. E grazie ovviamente a voi che ci avete seguito, a voi che avete già partecipato e a voi che magari ci avete visto e deciderete di partecipare in futuro. Mandi a tutti. Ciao ciao. Se c'è qualcun altro che vuole venire alle prossime dirette, sapete dove scriverci, dove trovarci, e noi faremo volentieri una bella chiacchierata con tutti. Grazie a tutti e buona domenica. Ciao. Grazie, ciao ciao.